Un'interessante iniziativa, il Niccolò Gallo oggi incontra i carabinieri, gli studenti saranno informati su tematiche importanti quale bullismo, cyberbullismo e quella più importante il rispetto della legalità. Sì, in un'epoca in cui noi parliamo di cittadinanza attiva per i nostri ragazzi, in cui anche l'Europa attenziona la cittadinanza attiva, il saper essere nel mondo attraverso l'educazione alla sensibilità sociale, noi in sinergia col territorio, quindi oggi lo faremo con i carabinieri, ma avremo anche un incontro fra 15 giorni con la polizia, avremo anche altri incontri con gli esperti per sensibilizzare i nostri ragazzi al loro progetto di vita futura, nel senso che i ragazzi devono saper stare nella società con un'educazione civile e civica e anche conoscere e approfondire i temi che oggi sono drammatici nella società di oggi, l'uso di sostanze stupefacenti. Noi sappiamo che in questi giorni abbiamo avuto anche a scuola un controllo per queste situazioni, ma anche il discorso del bullismo, del cyberbullismo, di tutto quello che i ragazzi in negativo possono avere oggi nella società. Pertanto sensibilizzare i nostri ragazzi significa portarli ad una cittadinanza attiva, consapevole. Loro devono sapere stare sia nei contesti loro, ma anche se si spostano per lavoro possono andare a spendere le competenze di cittadinanza attiva in altri contesti lavorativi. Diciamo che è fondamentale far capire ai ragazzi attraverso le istituzioni l'importanza delle regole e l'importanza del rispetto degli altri. In questo mondo cibernautico è chiaro che loro devono capire quanto sia importante appunto rispettare le regole e nello stesso tempo rispettare quelli che sono i diritti degli altri.